imprenditoriale, quali sono i suoi ricordi più belli, un ricordo che gli ha dato più soddisfazione? Naturalmente il campionato del 79 con la vittoria del Sanremo, e poi però anche tante altre vittorie, e nella vita molto di più il lavoro, dove ho fatto delle belle cose in giro per il Veneto e anche in Lombardia, e diciamo che sono andato molto bene un po' dappertutto, con le vittorie dell'auto, campionati, vittorie importanti, la Targa Florio, e con le automobili abbiamo fatto delle bellissime cose. I prossimi obiettivi che si prefigge per il futuro? Vorrei continuare a correre se mi danno la licenza, perché dopo gli 80 non ti danno più la licenza, allora dovrò fare la Roma, spero che vada tutto bene, e farei qualche garetta da vecchiotto. E i giovani che vogliono fare la carriera da pilota come ha fatto lei, che consiglio gli darebbe? Di giocare a calcio, che è molto meglio, perché sono più le delusioni che le illusioni. È molto difficile fare un campionato adesso, molto costoso. C'è un ragazzo che va molto forte, che è il figlio di Barisan, a Pieve di Soligo, che è il figlio di De Marco, che va molto bene, però appena andranno su con la categoria servono una montagna. Allora, chiamo i piloti per il briefing qui davanti.